Scatman's World. Step up our game and take it to the next level. You feel me? Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano, prima partita dei playoff. E siamo contro una big ragazzi, Los Angeles Clippers Utah Jazz, gara 1 allo Staples Center. Guardate che roba ragazzi, che atmosfera playoff. Purtroppo Veneziano parte dalla panchina abbastanza inspiegabile, mentalità prima di playoff, panchina, forse doveva essere così, non capisco sinceramente. Ragazzi i Clippers sono forti. Tensione indescrivibile ragazzi, tensione indescrivibile. Gara 1 del primo turno dei playoff. Che vergogna però non mettere Veneziano al Rookie of the Year. Mamma mia che atmosfera playoff ragazzi. Comunque 6-2 per i Clippers. Vai Veneziano. Adesso inizia la vera NBA ragazzi. Attenzione subito. Bene. Sarà dura questa gara 1 Iniziano a prendere per mano la squadra, deve dimostrare di essere un campione. Bravissimi, dai. Si devo rifare il titolare che non capisco perché l'ho perso, cazzo, mi dà proprio sui coglioni sta roba. Sarà durissima, però io lo avverto ragazzi. Sono strafavoriti i Clippers. Paul. Bravissimo Veneziano, molto bene. Playoff NBA ragazzi, playoff NBA. E si gode. Jamison. Barnes. Attenzione a Blake. Jamison. Bravi ragazzi. Papà, atmosfera playoff ragazzi, si vede. Veneziano. Non ci credo. No, doveva prenderla sto stronzo. Barnes. Paul. Che sfida ragazzi, Paul Veneziano. Robinson e Paul la mette, maledetto Paul. Favors. Bravo Kume. Il Kume dimostra di non aver paura ragazzi, il Kume non ha paura. Gara 1 ragazzi, qui Clippers durissima. Barnes. Bravissimi ragazzi, bravo Clark Kent. Ragionamos. Bravo Kume, fallo porco. In queste partite dobbiamo pensare al risultato, no alle statistiche. Mi raccomando, mi raccomando. C'è molta tensione comunque allo Staples Center. Utah è una squadra fastidiosa. Comunque è arrivata quinta nella regular season. Blake. Paul. Fallo di Favors. Tensione indescrivibile. Primo libero a segno per Paul. Secondo a segno. Più 4 LK, cazzo è. Los Angeles Clippers, insomma, dai, non volevo fare il figo ma non ci sono riuscito. Hubert. Merda, non perderla.
Here's the chosen one. Bravissimo, mamma mia come sta giocando veneziano, bravo come. The chosen one's got his third basket of the night. That's a clean look. 75 del campo ragazzi, inizio strepitoso del come. Here's Robinson. Blocked. Dives for it. Palla ai Clippers. Able to retain possession here. This is the list of the NBA. Comunque la sfida tra Pole e veneziano è devastante. Fifth on the list, Chris Paul. E ne rubate 1,7 diceva, non mi ricordo adesso. Dormita della difesa di Utah. L'è dura ragazzi, l'è molto molto dura. Allo Staples Center di Los Angeles. Come l'ho persa male. Come l'ho persa male. Non puoi rallentare il ritmo. Mamma mia che atmosfera indiavolata comunque a Los Angeles. Iniziando quella è la sua mattonella quest'oggi, È la mattonella del Cume. 4 su 5 del campo, devastante, 80%, un Cume meraviglioso. Blake fallo, ma dai. Meno male. Griffin primo libero sbagliato, il Cume gode. Tensione sempre più alta ragazzi. Bella 0 su 2. Errore che non dovevo fare qua. Waynes. Bullock da solo. 2 punti comodi per il porco dei Clippers. Williams. Da 3 veneziano. Bruttissimo. Prova di là ma non è da 3. 2 errori imperdonabili, mano male. Che tensione ragazzi, che tensione. Gara 1 omicidiale. Grande stoppata, no. Sì, stoppata di veneziano. Stoppata di veneziano ragazzi. Jordan. Il primo va dentro. Panchina per veneziano. Ragazzi siamo al quarto, la situazione è disperata. La squadra ha giocato malissimo, io ho fatto 25 punti, 8 assist, 2 rimbalzi, onestamente più di così alla prima gara dei playoff fuori casa, solo che la squadra ha proprio fallito tutto. No, ho sbagliato, coglione. No, comunque la squadra ha sbagliato veramente tutto. 1 miliardo di tiri e questa è la situazione. Prima gara 1 andata, poi vabbè adesso Paul e Griffin sono scatenati. Ormai purtroppo è finita. Però veneziano ragazzi sta veramente giocando molto molto bene. Sono soddisfattissimo, 27 punti, 8 assist, 2 rimbalzi, mancano ancora 4 minuti, cioè ragazzi. Signori, il Cumendone c'è, il problema è che non c'è la squadra, i Clippers sono più forti. Anche se oggi siamo stati troppo brutti per essere veri, secondo me è più un episodio. Ma va, ecco, questo è uno dei miliardi di tiri che hanno sbagliato. E arriva un altro rimbalzo comendiano e gol. Va in assist e arriva l'assist, solo rete per Hayward. Mamma che veneziano però. Era da tanto che non si vedeva un veneziano così. Ragazzi, Paul è immarcabile. He has really put his foot on the pedal this quarter, doing a tremendous job leading their offense. Favors with a screen on Paul. The chosen one passes to Favors. He dishes it to Cantor.
Vai subito. Solo rete per Veneziano. Mamma mia ragazzi. Purtroppo 7 palle perse, però questo forse è il dato più negativo mio. Però ragazzi 29 punti, 9 assist, sinceramente la prima gara ai playoff con i Clippers è un gran risultato. Fallo di Hayward. Comunque il Rookie of the Year sta spaccando di brutto ragazzi, signori. Desescume. Deve svegliarsi un po' Utah però. Green against Devins. The drive. Aia. Here's Wayans. Los Angeles with another miss. Utah's gotten off 4 3-pointers in the final quarter. Fa quel che vuole Veneziano, fa quel che vuole. Bravo Burke, questi sono 3, inizia. And it's off from 3-point range. Mamma mia che Clippers, mamma che Clippers, mamma che Clippers. Downtown here in the fourth quarter. And Wayans kicks to Mullins. Doubled by Burke. Mullins dishes to Wayans. Here's Bullock. Altro triplone. From beyond the arc. This game's over, guys. Mamma mia ragazzi. Yeah, I agree with you there. We have officially. Oggi Los Angeles fenomenale. Here's the chosen one. Here's Bravo. Evans. And that's good. A nice job on the glass as they pick up 2 on the second effort. Oggi Los Angeles ha fatto veramente la parità perfetta, secondo me è solo un caso. Non le fanno tutte così, sono sicuro. Fallo di Evans. Here's Wayans. Feeds it to Hollins. He kicks to Wayans. Waynes, ormai turnover per At 6. Los Angeles, ma comunque il risultato non cambia. Cioè, da ogni parte del mondo è tripla. Non lo so. Sono quelle partite dove va così, non c'è verso di far cambiare le cose. Bravo. Che ara sto coglione. Faccio questi assist e qua sbagliano tutto. Che schifo per giocare con una squadra di mongoli. Prossimo anno me ne vado. Comunque ha fatto il miracolo di portare Utah ai playoff. Adesso cazzi vostri. Voglio andare in una big, fioi. Comunque mi è capitato un avversario veramente tosto, è stato molto sfortunato perché da quarto speravo in qualcosa di meglio invece. Double e godo, double alla prima partita playoff ragazzi, 29 punti, 10 assist, signori, desescume. Arriviamo a 30, bravissimo. 31 punti, 10 assist, signori, silenzio, Veneziano c'è. Utah purtroppo in questa partita no. E arriva anche la stoppata. Mamma mia che spettacolo però. Ragazzi è finita, ma Veneziano veramente ha fatto una partita sublime ragazzi, migliore in campo, purtroppo però è sempre premiato il giocatore della squadra vincente, ma ragazzi Veneziano show. Finita ragazzi, brutta sconfitta per Utah, 1-0 per i Clippers, ma Veneziano ha giocato veramente un NBA da fuori classe. Vediamo se c'è qualcosa, non lo so, qualche scenetta d'intermezzo. Caricame, oh sì. Tonight's loss starts this series on a sour note for you guys. What are your feelings going into the second game? Dobbiamo cambiare le cose. I ain't happy. You can write that down. We need to take a serious look at some of the things we did poorly in this game and make sure it don't happen again next time out. Coach may have to take a look at changing up some guys' minutes too. The postseason sure ain't the time to try to get fancy. It's all about executing at this stage, and we didn't do it when we needed to. Ball's in your court, coach. Ok ragazzi,
Dobbiamo tornare, no, non siamo ancora titolari. Che è successo nelle ultime partite? Porca troia. Ragazzi, gara 2, sempre a Los Angeles. Your flight crew wants to be the first to welcome you to Los Angeles. Please prepare for landing. Ok ragazzi, un saluto del commendatore veneziano. Prossima gara. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.